Grazie, torno a parlare col sindaco. Sindaco, quando Emanuela mi ha detto prima quella cosa, confortata anche da quel giovane, insomma sono rimasto un po' sorpreso, le dico la verità, ma anche poi molto confortato. Lei che dice? Io credo che tutto stia nelle loro mani, nel senso che le nuove generazioni, loro che sono più giovani di me, i miei coetanei, o si riappropriano del loro futuro o si comprendono che l'interesse pubblico più generale, lo Stato, le istituzioni, sono un valore in sé che è garanzia per loro e per il loro futuro, così come dalle parole di questi ragazzi che Emanuela diceva di voler fare il carabiniere, quindi servire lo Stato, il Paese. Anche l'insegnante serve lo Stato e il Paese. Credo che sia, come dire, di buon auspicio per il futuro, sì, un buon messaggio. Devo dire la verità, vediamo, insomma, abbiamo segni contrastanti in questo periodo, no? C'è qualche apertura. A me, per esempio, le dico la verità, l'accoglienza che la cancelliera tedesca ha fatto ieri al Presidente del Consiglio italiano, così diversa da quello che era accaduto in tempi anche recenti, quello già di per sé era un segno confortante. D'altra parte abbiamo anche segnali di durezza. Laura? Sì, volevo far presente 2 mail, una che arriva dalla famiglia Battaglino che dice che, ringraziando il cielo a proposito di quanto detto prima in apertura di puntata, sulle Alpi occidentali esistono cittadini senza corna di bue folcloristiche con maglie variopinte ma non verdi. Tanto è vero che c'è un'altra mail che arriva da Udine, dove la signora Gianfranca ci dice che se avesse potuto scegliere una copertina di una rivista come ha fatto il Time per l'ultimo dell'anno, avrebbe scelto come personaggi dell'anno il movimento dei pastori sardi, maltrattati, denigrati, confinati, eccetera. No, non andare. Questo applauso che ha lanciato la nostra capostruttura, che è sarda, è fuori luogo. No, invece è dentro il luogo questo documento. Signore e signori, un'Italia partner di Sky Team vi dà il benvenuto a Cagliari. La Sardegna è una terra di promesse mancate, non mantenute, perché si è promesso uno sviluppo industriale ed è mancato, si è promesso uno sviluppo del settore agropastorale ed è mancato. Secondo me i politici sono venditori di carne. I politici sono venditori di carne. Sì. Quando diciamo la parola politico è una cosa che non si capisce che cos'è. Invece quando i politici li chiamano venditori di carne si sa che cos'è, che stanno cercando con la nostra vita, con la nostra pelle, con il nostro posto di lavoro. Allora, sindaco, lei è sindaco, ripeto, lei è sindaco, quindi questi sono problemi che riguardano la regione o il governo più che il sindaco, ma una parola di valutazione la vogliamo ascoltare da lei. Sì, da consigliere regionale ho seguito la vicenda del movimento dei pastori sardi, delle organizzazioni di categoria che raggruppano i pastori in Sardegna. È un tema serio che abbiamo cercato di affrontare. C'è da dire la verità che nel nostro piccolo, anche a Cagliari, si può fare qualcosa, nel senso la promozione dei prodotti tipici, dell'enogastronomia di qualità, nei piccoli mercati di quartiere, nel valorizzare i mercati civici, sono piccole, come dire, strategie per aiutare il tessuto economico. Voi in Sardegna fate un formaggio di eccezionale bontà, che si chiama Fiore Sardo, un formaggio buonissimo, l'ho trovato al supermercato tempo fa e lo compro sempre perché, ecco, per esempio, il parmigiano fa una grande pubblicità. Io
non lo sapevo che c'era quel formaggio sardo, forse dovreste darvi un po' da fare. Infatti ci sono anche delle strategie di pubblicità, di comunicazione e anche di diffusione del prodotto sui mercati che vanno curate. Uscendo da Cagliari e parlando della Sardegna, due sono, a me pare, parlo sempre da lettore di giornali, due sono le cose sulle quali dovreste puntare. Uno è il turismo, e vabbè, tra l'altro lì c'era tutta quella cosa di Soru, i 100 metri dalla spiaggia, eccetera. E l'altro è appunto le attività agricole, agropastorali. Quelle sono. Non si può pensare di mettere l'industria pesante in Sardegna. Anche perché stanno andando via. È stata una rovina. Sta andando via, oltretutto l'industria, quel poco di industria che c'era va via. Di oggi la notizia che anche l'Alcoa smobiliterà dal Sulcis Iglesiente, mettendo in difficoltà 1000 lavoratori. Quindi puntare sull'industria mi parrebbe oggi impossibile. Non parlo neanche delle miniere, perché quelle già sono chiuse se non al XX, addirittura al XIX secolo. Insomma, lei che dalla cattedra, dalla seggiola di sindaco di Cagliari, si sente più portato a una certa, a parte l'amministrazione cittadina, dico in generale, come cittadino lei, si sente più portato ad un certo ottimismo o vede la durezza del momento prevalere? La durezza del momento esiste nei numeri, nelle cifre, nei dati della disoccupazione giovanile, esiste tutta questa drammaticità del momento. Detto questo, non bisogna usare la crisi e le difficoltà come scusa per l'impossibilità di fare, di mettere in atto energie, risorse per immaginare un futuro che sia migliore rispetto a quello attuale. Questo stiamo facendo ad esempio insieme con i sindaci dell'area metropolitana, non solo come sindaco di Cagliari, perché credo che insieme si possa immaginare insieme strategie di sviluppo. Spero che lei abbia ragione. Lei? Fare una domanda, sono Carmela. Carmela. Volevo domandare se appunto il federalismo di cui parla la Lega, o addirittura la secessione che la Lega vorrebbe, se poteva essere una risposta ai mali del Sud. Grazie Carmela. Credo proprio di no. È un'idea, il movimento federalista, quello a livello europeo o in Italia, ha sempre avuto un'idea di unità, di rinuncia a proprie prerogative, a propri poteri per un istituto maggiore che concentrasse questi poteri per una regolamentazione del tutto, per un'idea di sviluppo comune, non un'idea che parte dall'egoismo per abbandonare coloro che pure sono stati sfruttati, perché anche il Mezzogiorno d'Italia e le isole hanno avuto minori risorse, minori investimenti probabilmente, e credo che sia invece una direzione opposta a quella da seguire, dell'idea di Stato, di Paese. Sindaco Zedda, Maurizio dice che dobbiamo chiudere. Un'ultima domanda. Lei la guarda, ha pagato il canone per della RAI? Non ho il decoder a casa, la TV, non ci sono mai a casa. La guardo in comune, la TV. Ah, perché a casa non c'è la televisione? No. Ecco un esempio. Guardo. Il sindaco non ha la televisione, ma non ho il decoder, quindi non posso guardare la TV. Una sua scelta culturale. Se avesse la televisione sicuramente avrebbe, come ha pagato l'abbonamento al teatro lirico. Sì, io pagavo il bollo autoradio TV dell'auto negli anni 90. Ecco, sicuramente avrebbe pagato il canone, essendo anche in questo un buon esempio che tutti, io già l'ho seguito, dovremmo seguire. Grazie, alla prossima.